Gentilini ricoverato al Cafoncello, dove ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, momenti di apprensione per il 92enne sceriffo di Treviso. Tragedia sfiorata sul terraglio, Smart supera le auto e passa con il rosso. 42enne bloccato dai carabinieri nello stesso punto dello schianto costato la vita a 2 donne lo scorso marzo. Covid e caldo, incremento consistente degli accessi al pronto soccorso che sconta la cronica carenza di personale. Il primario: chiediamo alle persone di avere pazienza. Montebelluna, il giorno dopo la notizia della probabile prescrizione del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca, rassegnazione amarezza tra i cittadini. Trasporto aereo, domani prevista una giornata nera per lo sciopero dei voli low cost, a rischio un volo su 4, preoccupazione dei passeggeri al Canova. Cantieri lungo la 27, code specie nel fine settimana per il grande afflusso dei turisti verso la montagna, la preoccupazione dei sindaci di Belluno e Vittorio Veneto. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, Giancarlo Gentilini da giovedì pomeriggio si trova ricoverato al Cafoncello, dove nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, momenti di apprensione per il 92enne sceriffo di Treviso. Giancarlo Gentilini, intanto come sta? Innanzitutto sto bene perché l'operazione ha avuto un esito positivo, mi hanno asportato la cistipelia, ma l'equipe del dottor Zanus ha fatto un miracolo, essendo il paziente un po' vecchiotto. Ha la voce un po' provata, ma ancora carica di grinta. Momenti di apprensione per Giancarlo Gentilini, ricoverato da giovedì pomeriggio al Cafoncello. Il malore al rientro a casa dopo il consueto passaggio al mercato settimanale di San Liberale. Subito soccorso dalla moglie Maria, è stato portato prima al pronto soccorso e poi ricoverato in quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso. A Gentilini, che da qualche mese vive con un pacemaker, sono state fatte tutte le analisi e nella mattinata di ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico perfettamente riuscito. Vi posso dire che sono veramente ammirato di tanta gioventù che c'è qui e quindi la sanità è in buone mani. Ai cittadini trevigiani io dico che devono avere la massima gratitudine alla sanità trevigiana, perché credo che sia una delle tessere più meravigliose del mosaico della città di Treviso. Gentilini, che il 3 agosto prossimo varcherà la soglia dei 93 anni, anche dal letto dell'ospedale si informa costantemente su quanto accade non solo nella sua Treviso, ma anche nella politica italiana, con l'immancabile suggerimento al presidente Mattarella. Deve sciogliere immediatamente le Camere e nominare un presidente del Consiglio ad acta, con ministri al di fuori di questo magma politico che fa tutto per penalizzare l'Italia. Quindi ministri ultronei e estranei da non pescare in questi omuncoli che finora hanno calcato le sedie del Parlamento. Anche la Lega deve mettersi in riga, perché non mi piacciono i vicoletti eccetera. Io voglio un'autostrada per la Lega Nord, sia chiaro. Gentilini con tutta probabilità rimarrà al Cafoncello almeno fino a giovedì prossimo, per poi tornare a casa per un lungo periodo di convalescenza. Ma questo non lo demoralizza, sapendo del costante abbraccio di tutti i trevigiani. Trevigiani, io cerco di meritare quello che voi mi prospettate adesso, questa dimostrazione oceanica di affetto e di simpatia. Lo sceriffo d'Italia è sempre al primo posto e non ha nessuna intenzione di mollare per il suo popolo trevigiano. Continuiamo con la cronaca, tragedia sfiorata lungo il terraglio nello stesso punto dove lo scorso 24 marzo morirono Mara Visentin e Miriam Cappelletto, travolte dall'auto di Ronny Levakovic. In seguito è bloccata una Smart che a folle velocità ha passato una fila di auto invadendo la corsia opposta.
Si è trovato di fronte a una fila di auto in coda, così ha pensato bene di ingranare la marcia e superare le macchine, invadendo pericolosamente la corsia opposta. Non solo, non contento, ha oltrepassato il semaforo con il rosso pieno per poi continuare la sua folle corsa. Ma sulla strada stava transitando una pattuglia dei carabinieri che, accesa la sirena, si è messa all'inseguimento dell'utilitaria. Poco distante, la Smart è stata fermata, a bordo 2 persone. Il conducente è un 42enne originario del Veneziano, ma residente nella zona. Secondo i militari dell'Arma, l'uomo era in uno stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta di effettuare un test, l'uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di sostanze. È stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Il grave fatto è accaduto intorno alle 18:30 all'incrocio in via Terraglio e via Franchetti di Preganziol, nello stesso tratto dove solo 4 mesi fa sono state uccise Miriam Cappelletto e Mara Visentin, travolte dall'auto di Ronny Levakovic. Fortunatamente in questo caso il comportamento folle del guidatore è stato visto da una gazzella della radiomobile dei Carabinieri di Treviso, che con un intervento provvidenziale ha bloccato l'automobilista. L'uomo era tra l'altro alla guida con patente scaduta. Per le infrazioni commesse al 42enne sono state comminate sanzioni per oltre 700 euro, un anno di sospensione della patente di guida con decurtazioni di 16 punti e infine il fermo amministrativo del veicolo. Nulla è stato rilevato invece a carico del passeggero del mezzo, una bravata che poteva davvero finire in tragedia. Ed ancora un automobilista originario del Vicentino è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto in via Chioggia a Castello di Godego. L'uomo 37 anni che era alla guida di una 500 in evidente stato di alterazione si è rifiutato di sottoporsi ad un accertamento alcolimetrico. La patente di guida è stata ritirata all'automobilista. L'episodio è il secondo verificatosi nelle ultime ore dopo quello di Preganziolo con un altro automobilista resosi responsabile, come avete sentito, nel servizio precedente di multiple infrazioni al codice della strada. Le raccomandazioni dei militari dell'Arma, che in concomitanza con i fine settimana estivi hanno intensificato i controlli sulle strade della Marca, è di porsi sempre alla guida in condizioni di piena efficienza psicofisica, rispettando le norme vigenti, evitando così condotte pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. E continua la lotta contro il fuoco nella pineta di Bibbione in zona Faro. Vigili del fuoco, volontari, elicotteri e Canadair di nuovo in azione per cercare i focolai residui, presenti anche da Maserata e Vittorio Veneto i volontari di AVAP. Continuano i lanci con l'elicottero per varie ripartenze che ci sono dell'incendio, per materiale, acchidipino e quant'altro, che continuano a ripartire, e penso che le operazioni continueranno ancora a lungo. La voce al telefono di un volontario della Protezione Civile aiuta a capire la lotta incessante contro il fuoco per riuscire a limitare i danni e a spegnere in via definitiva il terribile incendio divampato ieri pomeriggio nella pineta del Faro di Bibbione, di cui al momento non si esclude nemmeno l'ipotesi dolosa. Sono riprese a pieno ritmo le operazioni dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, assieme ai volontari della Protezione Civile, arrivati anche dalla provincia di Treviso, con le squadre dell'antincendio boschivo della Regione Veneto. Sono ancora presenti nella pineta alcuni focolai che destano preoccupazione per la presenza di braci e tronchi roventi. 2 elicotteri regionali e i Canadair da Ciampino hanno ripreso il volo per riuscire a domare le fiamme nell'area di 46 ettari per un perimetro di 4,3 chilometri. L'incendio sembra inizialmente partito in più punti nelle aree adiacenti alla pineta, dove viene coltivato grano e mais. Il problema è stato che era su più punti, pur essendo intervenuti parecchi vigili del fuoco sia dalla stazione di Portoguaro che di Latesana. Era partito dalle sterpaglie derivanti dalla mettitura del frumento, e come fuoco si è divampato in maniera repentina su tutta e ha colpito anche la pineta. Oltre all'ipotesi del dolo per il fuoco, non si esclude la causa accidentale, essendosi generato, come è stato riferito, in più punti in un campo di grano. Si pensa ad un mezzo agricolo che lavorava nei campi, che potrebbe aver generato delle scintille in grado di innescare il rogo fra le sterpaglie. Da queste sterpaglie si sono così poi
partiti alcuni tizzoni che in qualche modo sono andati a colpire la parte del sottobosco delle pinete, e oggi con questo grande secco ha favorito, e questo anche vento che in qualche modo spirava da ovest ha favorito, diciamo, l'incendio. È stato come una stufa che in qualche modo si autoalimentava. Il giorno dopo la pesante dichiarazione del pubblico ministero del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca, siamo andati a Montebelluna per sentire i commenti dei cittadini, molti dei quali azionisti dell'Istituto di Credito. Montebelluna il giorno dopo la notizia della probabile prescrizione del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca. Qui più che indignazione c'è rassegnazione. Il commento oggi dei cittadini. Preferiamo non dire niente. Ho capito, grazie. Commentare. Buongiorno, sta leggendo il Veneto Banca? No, ho letto il titolo ma bastava questo. Non c'è niente di meravigliarsi. Chi si meraviglia, cioè, si sapeva già. La classica bufala italiana. Sì o no? Beh, ma qua siamo a Montebelluna. Montebelluna è tutto mondo è paese. Purtroppo siamo qua in Italia e queste cose succedono. Roma è una grande mangiatoria. Arrivederla. È un po' irritante, diciamo. Solo una cittadina mette sul piatto l'indignazione, alla quale aggiunge però anche una pesante critica verso i truffati. Buongiorno signora, ha letto di Veneto Banca, cosa ne pensa? Che è un'indecenza, che siamo veramente un popolo bue, perché pensiamo solo a lavorare e poi qualcun altro invece pensa a prendere il frutto del lavoro degli altri. È uno schifo. Amaro il commento di chi da studioso oltre che da sindaco ha vissuto la caduta della banca di Montebelluna. C'è amarezza fra gli ex soci, c'è rabbia e tuttavia non c'è sorpresa, perché in qualche modo se l'aspettavano. Ma questo dovrebbe amareggiare tutti, perché significa che viene meno il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni dello Stato. Dall'ex sindaco di Montebelluna anche il monito ai cittadini. La rassegnazione è un sentimento naturale, ma che deve essere contrastato. Ci deve invece essere la consapevolezza che serve riflettere su quanto è accaduto per non ripetere di nuovo questo errore. Ed ora parliamo di Covid e caldo, incremento consistente degli accessi al pronto soccorso che sconta la cronica carenza di personale. Il primario dice: chiediamo alle persone di avere pazienza. L'incremento dei pazienti Covid nel pieno dell'ondata di caldo sta facendo crescere i malori e gli accessi al pronto soccorso. Al Cafoncello sono giornate di grande lavoro. Ci sono tutti e due gli aspetti, in quanto sono spesso persone che hanno superato, diciamo, gli 80 anni, che combinano magari l'infezione per lo più asintomatica da Covid con i sintomi del caldo, quindi una lieve disidratazione, la mancanza di forze, e specialmente nei pazienti che assumono farmaci per la pressione, per l'ipertensione, magari degli episodi di sincope. Nel caso dunque di positività al Covid con malessere accentuato dal caldo, l'indicazione è di rivolgersi al pronto soccorso in determinate circostanze. Se uno comincia ad avere mancanza di fiato oppure magari sintomi tipo pressione troppo bassa o temperatura troppo alta che non scende, è bene farsi vedere in ospedale. In questa fase anche e soprattutto i pronto soccorso stanno scontando la carenza di personale che interessa tutta la sanità, cui si aggiungono ora anche le assenze di chi ha contratto il Covid e le ferie. Chiedo alle persone di avere per favore pazienza, noi cerchiamo il più possibile di dare la priorità ai pazienti che hanno rischio, ok? E poi cerchiamo di vedere tutti, ma è chiaro che faccia il conto, adesso pensiamo a un ospedale come quello di Treviso, di notte abbiamo solo 3 medici, quindi se ci sono 50 persone necessariamente le persone a più basso rischio toccherà aspettare un po'. Sono davvero dispiaciuto per questo, ma proprio non li troviamo. Domani sarà una giornata nera per i viaggiatori che dovranno prendere l'aereo. Lo sciopero già annunciato scatterà dalle 14 alle 18, a rischio alcuni voli.
Incroceranno le braccia i lavoratori dei voli low cost e gli addetti alla sicurezza. Lo sciopero inizierà domani dalle 14 alle 18. Un volo su 4 è a rischio. Una giornata insomma da bollino nero per i viaggiatori che rischiano di rimanere a terra oppure di dover aspettare non poco per ritardi anche di ore. Compatte le sigle sindacali che hanno aderito allo stato di agitazione. Qualche turista previdente ha scelto di cambiare da data del viaggio, altri invece incroceranno le dita, anche se disagi e caos sono stati annunciati. Visto il disagio che stanno sopportando i lavoratori e viste le sigle che sono quasi tutte sostanzialmente che sono presenti nel sito aeroportuale che hanno proclamato lo sciopero, credo che sarà un disagio abbastanza consistente e ovviamente una partecipazione piuttosto elevata. Dure le parole del segretario provinciale della CGIL, Mauro Visentin. Come sempre si sta provando a comprimere il salario, i diritti dei lavoratori, di comprimere anche i diritti degli utenti e dei consumatori e oltre a questo non si fa nessun tipo di investimento. Intanto oggi all'aeroporto Canova tanti i turisti in arrivo e in partenza. All'andata c'è stato qualche piccolo ritardo, però un'oretta, quindi anche tollerabile, e adesso tutto liscio per fortuna. Lei viene da dove? Io arrivo dalla Romania al momento, sì. Domani sarà sciopero, no? Sì. Quindi anticipato il giorno così non entrava? Sì. Sarà un disagio per tutti. È una cosa anche giusta, per me non va bene, però per i dipendenti è una cosa, un diritto. Per chi viaggia non è facile. Non è facile sicuramente perché stando ore all'aeroporto e aspettare l'aereo e tutto è chiaro che è un disagio enorme. Io il viaggio che ho fatto, che sono partita mercoledì, sono rientrata oggi, non ho avuto nessunissimo problema. Ed ora la politica, crisi di governo sulla possibilità di andare o meno al voto a settembre. Si sono confrontati i principali partiti trevigiani oggi su Antena 3. Sul fatto che il momento storico sia complesso e la decisione di staccare la spina al governo non votando la fiducia, una mossa sconsiderata, i partiti trevigiani sono tutti d'accordo. Se andare al voto sia invece un'opportunità, le opinioni collidono. Qua il rischio è che se si va a elezioni si perde probabilmente la possibilità di avere una parte dei fondi del Piano Nazionale di Resilienza. Che si vada presto alle elezioni, non è dai responsabili andare adesso ad elezioni, è dei responsabili litigare in questo momento in cui usciamo da una pandemia, poi è tutto da vedere, c'è la guerra, c'è la crisi idrica, ci sono un sacco di problemi in Italia e dei responsabili litigare adesso. Adesso ci troviamo veramente in difficoltà a dover dare delle risposte ai nostri cittadini, soprattutto per il PNRR, come è stato detto anche prima, anticipato da Antonella Tocchetto, e i cittadini alla fine si trovano sempre con la pipa di tabacco in mano. E allora quello che dobbiamo fare è sicuramente cercare di andare al voto il prima possibile. Una crisi di governo che potrebbe aiutare il centrodestra a ricompattarsi lasciando da parte le difficoltà emerse in diverse città nelle ultime amministrative. In questo momento il centrodestra è molto forte, mi auguro che, ed esprime la maggioranza dei voti, mi auguro che appunto si vada al voto con un centrodestra unito e che finalmente il centrodestra possa governare. Ci sono state delle problematiche, però se guardiamo anche a livello regionale o a livello comunale siamo sempre stati uniti e credo lo sarà anche per il futuro. L'ago della bilancia potrebbe essere quel 21% che oggi Meloni vanta nei sondaggi e che potrebbe trainare l'alleanza. Pronti a chiudere accordi anche in casa PD con l'ala di Maiana dei 5 Stelle. Noi vorremmo tanto avere come Partito Democratico il 50%, ma non ce l'abbiamo e quindi è indubbio che per portare a casa il governo che possa traghettare fino al 28 maggio 2023, perché questa era la data dell'Election Day, noi dobbiamo fare un accordo con quella parte dei 5 Stelle. L'appello ad andare avanti è arrivato, oltre che dalle categorie economiche, anche dai sindaci che a Draghi si sono rivolti con una lettera aperta. Siamo chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini. Chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buone ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo, si legge. E poi ai partiti. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di pensare al bene comune e di anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni.
Continuiamo con la cronaca. Sono stati fissati per martedì i funerali del 33enne di Badoere, morto annegato una settimana fa nelle acque del Lago Azzurro a Paese. Sono stati fissati per martedì alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Badoere i funerali di Mauro Libralesso, il 33enne morto una settimana fa nelle acque del laghetto azzurro di Paese. L'autopsia ha accertato che il decesso è avvenuto per annegamento, ma sarà necessario attendere l'esito degli ulteriori esami effettuati per capire se ci sia stato, come ipotizzano i sanitari, un malore poco dopo l'ingresso nelle fredde acque del lago. Mauro Libralesso, nella serata di venerdì scorso, era al Lago Azzurro con un gruppo di amici. Conosceva bene la zona perché era un grande appassionato di pesca. Forse per rinfrescarsi nella calda serata si è tuffato nel laghetto e non è più riemerso. Gli amici hanno subito allertato i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che recuperare il corpo ormai senza vita. Il dramma ha riportato in primo piano, anche alla luce del caldo torrido di queste giornate, il problema dei tuffi dei giovani nelle ex cave che già tante tragedie hanno causato in passato. È vietato ed i carabinieri hanno già annunciato un'intensificazione dei controlli. I ragazzi sono avvisati, anche perché scavalcare le recinzioni per andare a fare un tuffo proibito, oltre ai rischi enormi che si corrono, può costare caro, come sanno bene i 15 ragazzi sotto processo a Treviso per essere entrati abusivamente nelle ex cave Biasuzzi di Paese 5 anni fa. Fermato questa mattina a Cornuda un cittadino del Camerun di 47 anni, sorpreso mentre stava spacciando della cocaina. Immediata la perquisizione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna nell'abitazione del Push, dove è stato trovato un modesto quantitativo della medesima sostanza, materiale da taglio e confezionamento, bilancini e somma contante verosimile provento di spaccio pari a 250 euro. Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito dell'udienza per direttissima presso il Tribunale di Treviso. A carico è stato convalidato l'arresto e disposto a carico del 47enne l'obbligo di dimora e della permanenza in orario notturno presso la propria abitazione. Da grande farò il carabiniere, il sogno di un ragazzo di Silea che ha fatto della Benemerita l'argomento della sua tesina per l'esame di terza media. 14 anni e una grande passione, l'arma dei carabinieri è quella che ha ispirato il trevigiano Nicolò Perusini, che ha presentato agli esami di terza media sostenuti a fine giugno presso l'Istituto Comprensivo Statale di Silea una tesina sulla Benemerita. Partendo dal motto "Nei secoli fedele", Nicolò ha illustrato nella sua tesina la storia dell'arma dei carabinieri, corredandola di suggestive immagini e raccontando con dovizia di particolari compiti e tratti caratteristici della bicentenaria istituzione. Nei giorni scorsi Nicolò ha incontrato a Palazzo Zuccareda il comandante Gianfilippo Magro, cui ha confidato, emozionato ma convinto, il suo sogno: da grande farò il carabiniere. Confermati i concerti all'Arena di Marca, nonostante l'aumento dei contagi, massima attenzione e sicurezza, tornano i grandi nomi sul palco dell'ippodromo. Estate di concerti in barba alle polemiche. L'ippodromo di Treviso si conferma nuova arena della Marca, con tanto di cavalli che durante lo spettacolo resteranno nelle stalle. Un palcoscenico capace di ospitare fino a 5.000 persone, ma con un potenziale di almeno 30.000 in piedi. Dopo la dogana e le mura, Treviso insieme a Villorba danno alla musica una nuova location anche per far fronte alla crisi dell'ippica in corso ormai da diversi anni. Siamo organizzati in sinergia con il comune di Treviso, perché l'ippodromo è ubicato esattamente ai confini, cioè è di proprietà del comune di Treviso, ma è in territorio di Villorba. È una sede ideale perché è fuori della città ed è servita dagli autobus, dal treno e dal casello di Treviso Nord e adesso anche dal casello della Pedemontana. All'aperto, con ampi spazi dove la gente può gustarsi un bel concerto con tutte le sicurezze. Chiaramente chi vorrà indossare la mascherina la potrà indossare, ma a normativa di legge, insomma, il protocollo è segnato. È un grande modo di ripartire. Oltre 180.000 metri quadrati, uno spazio, quello dell'ippodromo, che eguaglia gli stabilimenti di Milano e Firenze. Infrastrutture con alti costi di gestione che potrebbero così essere nuovamente valorizzate. Nell'Interland
sono stati ricavati ben 30.000 posti auto. Aperta il 25 giugno dalla performance del rapper Caparezza, la rassegna ha dovuto far slittare al 3 di agosto la tappa Venditi De Gregori, causa Covid. Intanto, in tema di grandi eventi, ad Oderzo ieri sera la Notte Rosa ha fatto il pieno. La quarta edizione dell'evento a sostegno della Lilt, che ha aperto le fiere della Maddalena, ha portato in città oltre 2.000 persone. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Cantieri lungo la A27, code specie nei fine settimana per il grande afflusso di turisti verso la montagna, la preoccupazione dei sindaci di Belluno e di Vittorio Veneto. A27, quando la sua realizzazione permise di evitare il Fadalto, in molti tirarono un sospiro di sollievo. Oggi però proprio quel tratto, subito dopo Vittorio Veneto, tra gallerie e viadotti, è costantemente rallentato da cantieri. E adesso prenderemo informazioni, per capire di che entità e anche tempistiche, perché insomma sta A27 continua ad essere sicuramente un'arteria molto importante per il bellunese, Cadore e tutta la nostra provincia, però con questi continui lavori che sicuramente saranno da fare, però insomma credo che tutto ha un limite e capiremo un po' di più insomma. Forse un pizzico più ottimista invece il sindaco dell'ultimo comune attraversato dalla A27 in provincia di Treviso, che si aspetta una chiusura dei cantieri entro la fine dell'anno. Da quanto sappiamo oggi i lavori programmati continuano appunto come programmati e quindi non presumiamo ci debbano essere delle particolari difficoltà per il traffico di vacanzieri che percorrono la nostra autostrada. Il fatto che nei weekend i lavori si interrompano e il moderato carico nelle altre giornate fa presumere che grossi problemi non dovrebbero esserci. Poi c'è sempre la prospettiva, forse solo il sogno, di vedere l'autostrada proseguire verso nord. Sicuramente la nostra provincia ha bisogno di più collegamenti intervallivi e anche verso l'Austria, quindi è solo da mettersi attorno a un tavolo e verificare insieme su unità di intenti quale sarebbe la forma più idonea. È morto a 93 anni Antonio Padovan, già presidente dell'ULSS 4 di Feltre e già sindaco di Arsiè, dove fu anche consigliere comunale di minoranza fino al 1997. Padovan viene ricordato come un uomo di grande competenza amministrativa. La sua presidenza all'ULSS segnò infatti lo sblocco dei lavori del corpo centrale dell'ospedale fermi da decenni. Il funerale è previsto per lunedì 18 luglio alle 14:30 nel Duomo di Belluno. Ed ora parliamo di Covid. A Belluno non ci sono motivi di allarmismo e si fa tutto il possibile, dicono, perché non ce ne debbano essere, e ne parla con noi il direttore sanitario. L'andamento del Covid fa registrare una crescita, ma in provincia di Belluno, per fortuna, pochi ricoverati per i suoi effetti e nessuno in terapia intensiva. Per cercare di non cambiare il trend, si raccomanda la quarta dose per i più esposti al rischio. Quarta dose cosa dire? Allora, quarta dose, noi da ieri abbiamo aperto le nostre agende di prenotazione, quindi i cittadini bellunesi possono prenotarsi. Abbiamo aperto oltre 3.700 posti in tutti e 4 i nostri centri vaccinali, quindi TAI di Cadore, Agordo, Belluno e Feltre. A oggi sono prenotati 850 persone, monitoriamo i prossimi giorni l'andamento. La quarta dose è importante farla, soprattutto per gli over 60, un po' come sono le indicazioni ovviamente ministeriali, e per i pazienti fragili over 12. È importante perché si proteggono dalla malattia grave. Se poi però ci si dovesse ammalare per i positivi, ecco pronti antivirali e monoclonali per far sì che la malattia non possa e non debba aggravarsi. Noi abbiamo attivato la medicina di iniziativa già da oltre un anno, tutti i nostri pazienti positivi vengono chiamati attivamente, i pazienti che stanno male possono essere chiamati per l'erogazione del monoclonale oppure per la prescrizione dell'antivirale. L'antivirale può essere prescritto anche dal medico di medicina generale e ritirato presso le farmacie territoriali, così abbiamo attivato una distribuzione capillare su tutto il territorio. Cosa
Cosa significa riabitare la montagna, fare in modo che si ripopolino i piccoli centri e promuovere la cura del territorio montano? Con questo tema di sfondo si è aperto presente il vescovo di Belluno e Feltre Renato Marangoni, il forum dedicato alla montagna e al lavoro necessario per monitorare i fenomeni di rischio. Il forum è stato aperto celebrando il ricordo di Albino Luciani, diventato Papa Giovanni Paolo I alla soglia della sua beatificazione. 2 sindaci hanno fatto gli onori di casa, Ivan Minella per Santa Giustina e Flavio Colcernian per Canale d'Ago, dove Albino Luciani nacque nel 1912. Il primo ha messo l'accento sull'azione del centro che ospita il forum dedicato a Papa Luciani a 40 anni esatti dalla sua fondazione, che è luogo di aggregazione per eventi di ogni livello. Il secondo invece sulla distorsione per cui la montagna è considerata solo un parco divertimento per le vacanze senza percepire la fatica che invece costa viverla. E sono terminati 2 corsi nazionali per nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco tenutisi presso il comando provinciale di Belluno. Dopo 10 settimane di preparazione, le prove finali con un esame scritto per i conduttori, 2 prove pratiche che si sono svolte nel campo macerie del comando e nei boschi di Colindes. 8 unità cinofile, delle 11 provenienti anche da Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Gorizia, Livorno, Nuoro e Udine hanno conseguito l'abilitazione alle operazioni di ricerca e possono ora essere impiegati nell'attività di soccorso, in particolar modo nel ritrovamento di persone sepolte da macerie, come purtroppo recentemente accaduto in Marmolada. E questa era la nostra ultima notizia per questa edizione. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Prosegue il dominio dell'alta pressione africana che ha portato con sé un'intensa canicola ad arroventare il nostro già assetato territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 17 luglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Non si escludono nubi basse al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna, ma in genere senza conseguenze. Clima caldo e afoso con temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e cielo limpido, con al più qualche annuvolamento pomeridiano, ma innocuo. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento, non sono attese piogge. Temperature minime sui 19-21 gradi, massime intorno ai 33-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.